Su questa mossa qui Ding inizia a pensare. Ti faccio comparire qui in sovrappressione Ding che pensa e Nepo che è stufato perché ha già visto ormai la vittoria. Qui il motore dice che è scacco matto in 20 mosse. Nepo non ha visto magari lo scacco matto in 20 mosse, ma ha visto la vittoria e la promozione probabilmente sicura di quel pedone, e inizia a sbuffare, inizia ad andare in giro, inizia a camminare come i vecchietti con le mani incrociate dietro la schiena mentre guardano i cantieri. Buon pomeriggio a tutti amici di Matto Scacco, è appena terminata la nuova partita di oggi del campionato del mondo FIDE tra Ding e Nepo. Come potete vedere oggi ha avuto la meglio Nepo col bianco per un totale attuale di 3-2. Nella prima partita avevo pronosticato un match piuttosto lento, fatto di patte eccetera, ma in realtà mi si sta smettendo subito questo pronostico, poiché come vedi vittorie, sconfitte e che sconfitte. Voglio mostrarti dunque subito la partita di oggi senza perdere troppo tempo. Nepo col bianco arriva da una sconfitta dell'ultima volta con un pareggio di 2-2. Questa partita può essere decisiva, quindi se Nepo vince, come abbiamo visto che vincerà, potrà tirargli sul morale e magari permettergli anche di prendere un certo distacco. Andiamo a vedere. E4 e 5, come potete notare ad altissimi livelli il nero risponde quasi sempre con E5 e E5, che sono le due mosse ritenute diciamo migliori ad altissimi livelli, non che le altre non si possono fare ovviamente. Cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5 e ancora una volta sempre ad altissimi livelli viene giocata moltissimo la partita spagnola. Anche l'italiano ultimamente sta andando molto di moda e anche Garry Kasparov l'ha utilizzata tantissimo con grandissimi risultati. Tra l'altro è appena uscito proprio sulla nostra accademia il corso completo sulla partita italiana dal punto di vista del bianco. Se vuoi approfondire e scoprire, trovi il link in descrizione. A6 per scacciare questo cavallo. Qui siamo tutto in piena teoria, fino, guarda, vado avanti velocemente perché è tutta teoria, fino alla mossa D6, C3, arco corto, H3, alfiere B7, queste sono tutte mosse automatiche, cavallo A5, alfiere A2, l'alfiere rimane in A2 per rimanere su questa bellissima diagonale, C5 e alfiere G5. Qui Ding dice nella conferenza stampa che qui era finita la sua preparazione, quindi alfiere G5 è stata una novità per Ding, mentre Nepo ovviamente se l'era preparata. E Ding qui pensava di giocare un donna di 7, però in qualche modo dentro di sé diceva che H6 era la mossa da fare, e tra l'altro il motore di chess.com è concorde con H6 che è la mossa migliore. Qual è il problema di H6? È che è un piccolo indebolimento dei tre pedoni dell'arrocco. Generalmente la cosa ideale sarebbe non muovere mai questi tre pedoni, tuttavia un pedone lo si può muovere, due vengono considerati una debolezza. Diciamo che il pro di muovere uno dei pedoni è creare anche una via di fuga, no? Evitare i matti sulla prima o sull'ottava traversa. A questo punto il giocatore che fa alfiere G5 è un giocatore che è pronto a dare l'alfiere sul cavallo, e a questo punto la situazione è molto importante. Perché Nepo ha deciso di dare l'alfiere sul cavallo? Perché a seguito di questa apertura si è creata questa struttura di pedoni con un buco su D5. Ora i giocatori stanno combattendo per cercare di tenere questo buco, il bianco lotta con l'alfiere e il pedone, il nero lotta con l'alfiere e il cavallo. E chiaro è che se rimuove il cavallo in F6 il nero inizia ad avere meno controllori su questa casa, quindi l'idea del bianco è quello di cercare di lottare per questa casa, e perché no, chissà mai un giorno metterci un cavallo. Mi vengono in mente manovre come torre 1, cavallo D2, cavallo F1, cavallo E3, cavallo in D5, scusa, stavo continuando a dire D4 ma è D5 la casa. Quindi i piani del gioco sono molto chiari, un po' meno chiari sono invece i piani del nero. A per B5, A per B5, cavallo BD2, cavallo C6. A questo punto arriva alfiere D5. Alla fine il bianco è riuscito a mettere lì un pezzo. L'idea qual è? E nel momento in cui il nero andrà a togliere il cavallo, perché prima o poi il nero dovrà togliere il cavallo sia per far giocare questo cavallo sia per far giocare questo alfiere, Nepo sarà disposto a cambiare anche gli alfieri campochiari
affinché il nero non abbia più nessun controllore sulla casa D5, e quindi quando il nero non riuscirà quasi più a controllare la casa D5 sarà veramente arrivato il momento di portare i cavalli in D5, magari sostenuti, chissà, con una spinta C4. Magari l'ideale sarebbe avere due cavalli che possono andare su D5, così su un eventuale cambio li risalterà un altro cavallo. A questo punto Ding decide di cambiare le torri, poiché ad altissimi livelli è difficile ambire ad una vittoria giocando con i neri, anzi il nero quasi ambisce ad una situazione di parità, ad una patta, quindi cambiando i pezzi alleggeriamo la posizione e quindi aumentiamo le possibilità di un pareggio. Donna D7 per permettere anche alla torre di svilupparsi, torre in E1, attacco sulla donna e la donna si ritira. Alfiere D8, una partita molto lineare, cavallo F1, ed ecco che arriva la tipica manovra della partita spagnola, della partita italiana, cioè questo cavallo che da D2 va in F1, da F1 potrà andare in G3 oppure potrà andare in E3. Credo che in questo punto abbia più senso andare in E3 perché, come dicevamo, può andare sulla casa D5, ma uno dei punti chiavi della partita italiana barra spagnola per il bianco è la casella in F5. Quindi la casella F5 ovviamente è raggiungibile via E3 ma anche via G3. Un cavallo in F5 diventa un cavallo fortissimo, un cavallo che è in avamposto. Ricordiamo la definizione di avamposto: un pezzo leggero avanzato oltre la propria metà campo, perché questa è la nostra metà campo, siamo oltre la nostra metà campo, possibilmente un cavallo che non è scacciabile da pedoni, o se provi a scacciarlo indebolisci la tua struttura. In questo caso proprio G6 non si potrebbe fare, poiché arriverebbe cavallo per H6, scacco. Cavallo E7, ovviamente Ding cerca di giocare contro questa casa D5, arriva il cambio degli alfieri, tutto come previsto, adesso cavallo E3, pronti per controllare più volte questa casella. Ovviamente l'idea non è di andare subito con questo cavallo, altrimenti può venire il cambio, ma di prepararla un pochettino. Alfiere B6 e adesso arriva un cambio di strategia. Talvolta bisogna anche affezionarsi sicuramente ai propri piani, ma anche disaffezionarsi molto in fretta, perché nel momento in cui ci rendiamo conto che non riusciamo a prendere determinate decisioni o a manovrare i nostri pezzi affinché possa riuscire il piano originale, dobbiamo cambiarlo. Qui mi viene in mente l'unico modo veramente per riuscire a portare un cavallo lì e spingere C4, ma C4 offre ovviamente una concessione, la casa D4 che poi il nero potrà sfruttare, quindi o dai la concessione, tu ti prendi una bella casa e il tuo avversario si prende una bella casa, oppure cambi piano. E qui Nepo trova questa fantastica avanzata in H4. L'idea è di andare in H5, comprimendo la posizione del nero, ma soprattutto dando la possibilità di questo cavallo di andare in H4, andando dove? Sulla fatidica casa F5, una casa chiave nella partita italiana barra spagnola. Fantastico. Donna C6, il nero non ha troppo da fare in questa posizione, H5, arriva C4 da parte del nero per impedire probabilmente anche spinte come C4 da parte del bianco, D4, e questa è stata una mossa molto bella. Adesso in partita viene giocata pedone per D4. Ti starai probabilmente chiedendo perché il nero non poteva catturare questo pedone che sembra gratis. Beh, il nero si mette a raggi X sulla torre e dopo un'eventuale mossa di questo tipo il bianco avrebbe potuto andare in vantaggio dopo questo. Intanto mi sono ripreso il pedone, ti attacco la regina e l'alfiere. L'unico modo per salvare tutti e due è mettere la regina vicino all'alfiere, ma a questo punto posso darti il cavallo sull'alfiere e non solo, adesso mi riprendo anche un pedone. Tu dovrai ricatturare e ho l'imbarazzo della scelta con quale pezzo poi ricatturarti. Motivo per cui quindi in partita dicevamo che il nero non gioca questa mossa, ma gioca E per D4. A questo punto cavallo per D4, come vedi c'è sempre la possibilità dei cavalli per andare sulla importantissima casa F5 e qui arriva secondo il motore di chess.com un'imprecisione. Qui c'è il Ding alla regina minacciata, bisogna capire dove mettere questa regina. Secondo il motore donna B7 è una mossa migliore, io credo che sia migliore perché intanto dai un'occhiata alla tua torre, intanto dai un'occhiata al tuo cavallo, quindi non lasci i pezzi sospesi, e intanto dai uno sguardo alle case chiare, dato che non avendo più l'alfiere campochiaro potrebbero essere deboli. Mentre Ding decide di giocare donna C5 e ha le sue ragioni per farlo. Donna C5,
Dà uno sguardo a questo pedone, che ovviamente al momento è difeso, ma soprattutto esercita una leggerissima pressione a ultra raggi X sul pedone F2. Questa mossa però permette al bianco di andare in vantaggio. Nepo gioca donna G4, è il momento ora di essere aggressivi, di iniziare magari anche noi a creare possibilità di matto e robe varie. Donna in E5 per Ding e ora cavallo in F3, scacciando la donna nera. La donna va in E6 proponendo un cambio di donne e ovviamente il giocatore che ha un po' di iniziativa, un po' di attacco, in questo caso è il bianco, dovrebbe evitare il cambio delle donne, poiché questo renderebbe la partita più fiacca. Arriva dunque cavallo F5. Dopo un ipotetico cambio si apre l'azione dell'attore sulla donna e in partita succede proprio il cambio, è per F5 e altro momento critico della partita. Voglio farti notare intanto in questo momento qui sulla sinistra abbiamo l'orologio, abbiamo Nepo con 1:15 sull'orologio e Ding con 37 minuti. Una delle caratteristiche di Nepo è questa capacità di muovere molto velocemente e questo è ovviamente un grande vantaggio affinché tu non faccia delle cappellate, allora dici ma forse è meglio che penso un po' di più, ma in realtà gioca in maniera ultra precisa e quindi può mettere sotto pressione un giocatore come Ding che invece ha un pochettino bisogno di più tempo per ragionare. In questa situazione bisogna capire dove mettere la donna. Ci sono due casi importanti. Una è donna D7, una è donna F6. Secondo te, quale delle due mosse è migliore? Donna D7 o donna F6? Secondo la tua concezione degli scacchi. Probabilmente starai pensando, come la penso anch'io e come l'ha pensata il buon Ding in partita, donna F6. Donna F6, però vedi un punto di domanda, donna F6 impedisce eventuali spinte, a parte che questa spinta comunque ora non si può fare, però donna F6 ha il suo perché. Donna D7 è la mossa che suggerisce il motore ed è la mossa che permette al nero di rimanere in partita. Come dicevamo, questa mossa attualmente non si può ancora fare per via dell'inchiodatura del pedone, ma dopo donna F6 la posizione inizia a sgretolarsi. Arriva la fortissima donna E4, batteria, la donna è pronta eventualmente a entrare in settima traversa e attacca, prende tempo sulla torre. La torre si deve spostare e adesso arriva torre 2, una mossa che serve a consolidare appieno la situazione, evitare brutte sorprese e tenere la seconda traversa. Alfiere C5, anche questa è una mossa assolutamente tranquillissima e a questo punto arriva l'avanzata. Pedone in G4. Nepo si dà alla carica, si dà all'attacco. In questo match finale sta succedendo una cosa particolare, in realtà è successa anche nel match scorso, quello lì tra Carlsen e Nepo, e un andazzo, questa è una piccola curiosità per i più curiosi, per chi fa tornei di scacchi sa che insomma puoi alzarti dalla scacchiera, puoi alzarti se devi andare in bagno, puoi alzarti se devi andare a mangiarti una merendina, in realtà puoi in teoria mangiare la merendina anche sul tavolo, ma magari non è tanto bello per il tuo avversario masticargli in faccia, quindi puoi alzarti, cioè puoi fare quello che vuoi, ovviamente quando tu hai già fatto la mossa e tocca al tuo avversario muovere. E qui cosa succede? Anche loro possono alzarsi, spesso si vede appunto la sala da torneo vuota, cioè ci sono le loro due sedie vuote perché uno è in bagno, l'altro sta ragionando, l'altro sta mangiando, ma spesso vanno in questa sorta di lounge. Ad alti livelli ovviamente loro hanno questa lounge per rilassarsi, per potersi schiarire le idee o per fare semplicemente una passeggiata per sgranchirti le gambe. E quello che sta succedendo è che all'interno di questa lounge hanno messo un mega monitor con la posizione della scacchiera in 2D. Cioè nel monitor vediamo la posizione come la state vedendo voi ora, questa qui con i pezzi sopra in 2D. E questa cosa qui è una cosa che negli anni passati non era praticamente mai capitata. Qualcuno dice che probabilmente mettendo questo monitor in 2D con la posizione il giocatore è facilitato, perché converrai con me che è molto più chiara una posizione di scacchi in 2D piuttosto che vedertela in 3D su una scacchiera. E tant'è che Nepo spesso e volentieri, dopo ogni mossa, si rifugiava in questa lounge non per rilassarsi ma per calcolare. Quindi si metteva lì davanti al monitor e calcolava le mosse in questo modo.
pazzesco. Questa cosa qui mi fa un po' paura, non so se l'hanno fatto, è sicuramente regolamentare, ma è una cosa che a me spaventa. È bello vedere i due campioni sulla scacchiera che pensano sulla scacchiera. Chiaro, una passeggiata ogni tanto te la puoi fare, ma rimanere nella lounge a pensare mentre il tuo avversario è di lì che pensa alla scacchiera, secondo me non è il massimo. Donna di 8 in partita e arriva donna di 5. Pian piano Nepo avanza, si prende sempre case più importanti, mentre i pezzi del nero rimangono rintanati all'ottava traversa. Re F8, anche questa mossa aumenta in qualche modo il vantaggio del bianco. Qui a lato puoi vedere questa barra che si sta colorando di bianco, più la barra è colorata di bianco più il vantaggio del bianco aumenta. Re F1. Torre C8, un'altra mossa per attendere, perché in queste posizioni è molto facile fare la mossa sbagliata, cioè se uno vuole forzare la posizione, fa una spinta di pedone che non deve fare e crolla la posizione, quindi è anche difficile passare la palla all'avversario senza fare una mossa importante. Torre C8 a questo punto permette un'importantissima mossa da punto esclamativo che è torre in E4. Riesci a capire qual è l'idea di torre 4 e perché il motore suggerisce questa mossa come mossa geniale? L'idea di questa mossa sta nel portare questa torre siamo già in quarta traversa, ma sulla casa G4. Quindi l'idea è spingere, supportare l'avanzata in questo modo e attaccare il re avversario. Vediamo se il piano riesce ad andare a buon fine. Torre B8 perdendo tempo e ora arriva G5. G5 è suggerita come errore da parte del motore, ma il motore è un motore, un essere umano è un essere umano, cioè quando tu ti vedi avanzare 3 pedoni avversari e poi c'è una torre che ronza vicino al re e poi c'è una donna che ronza vicino al re, un po' di paura ce l'hai. Qui la mossa da fare secondo il motore è donna di 7, cioè secondo il motore qui dovresti tranquillamente farti aprire la colonna G, eccetera. Una mossa credo quasi impossibile da vedere, molto più umana è la risposta di Ding. H per G5 e a questo punto arriva in partita torre G4. Ma perché torre G4? Ora il nero non può giocare F6, allora in partita non viene giocata F6 e ti voglio mostrare perché in partita invece viene giocata torre 8. In caso di F6 è vero che il nero è solido e quindi sembra quasi che il bianco ha sacrificato un pedone per nulla, ma ti spiego. Qui c'era la favolosa cavallo in H4. Ora se il cavallo arriva qui possiamo dire che la partita è praticamente finita per il nero. Il re nero non può andare da nessuna parte, scacco, dovrebbe andare lungo la colonna D, arriverebbe anche lo scacco di torre. Buonanotte a tutti. Quindi sembra proprio che questo cavallo te lo devi pappare, ma dopo questo pappamento di cavallo sarebbe arrivata un'altra mossa eccezionale, la spinta in H6 con più minacce. Una minaccia è quella di andare qui a fare scacco, l'altra minaccia è quella di andare a promozione. E allora il nero avrebbe potuto giocare la spinta G5, non puoi fare la presa al varco in questo caso, però puoi fare la presa al varco con questo pedone e il bianco si sarebbe ritrovato con regina, spinte di pedoni, la situazione è ingestibile. Donna di 7 per evitare eventuali matti, ma arriva la spinta del pedone G7 e la promozione è praticamente garantita. Ecco perché, tornando indietro, in questa posizione Ding decide di non giocare F6, ma bensì torre 8, con l'idea di entrare in seconda traversa e provare a dare qualche problema anche con l'aiuto del proprio alfiere. Cavallo per G5 arriva dunque in partita, torre A1 scacco e ora scacco ancora, il Nepo si difende con il cavallo e adesso donna in E8. Il re si porta in F3 e adesso Ding cerca un cambio delle donne che arriva sul serio, ma l'iniziativa del bianco è troppo forte, soprattutto dopo la mossa F6. In partita viene giocata G6, ovviamente G per F6 è vietata da tutti i manuali di scacchi, poiché dopo cavallo F6 si minaccia l'infilata. Il re si sarebbe dovuto spostare per esempio in E7, ma cavallo G8 crea uno scudo alla torre. Questo cavallo è supportato dalla nostra torre e il pedone sarebbe andato a promozione senza problemi. L'alfiere non sarebbe mai stato in grado di fermare questa promozione per via sia della torre che del pedone. Quindi in partita dicevamo che viene giocata G6,
ma dopo H per G6, F per G6 arriva torre per G6. Finalmente la posizione è squilibrata anche dal punto di vista del materiale. Abbiamo 4 pedoni contro 3 pedoni e una torre, un pedone e un cavallo che fanno molta paura, e questo qui è un pedone passato. Torre A2 cercando appunto di creare del controgioco, e adesso arriva re in G4. Nepo qui decide di lasciare che il nero catturi questi pedoni ed eventualmente anche spingere i propri, perché che cosa ha visto? Avrà visto qualcosa di devastante. Arriva torre per B2 e arriva torre in H6. Su questa mossa qui Ding inizia a pensare. Ti faccio comparire qui in sovrappressione Ding che pensa, e Nepo che è stufato perché ha già visto ormai la vittoria. Qui il motore dice che è scacco matto in 20 mosse. Nepo non ha visto magari lo scacco matto in 20 mosse, ma ha visto la vittoria e la promozione probabilmente sicura di quel pedone, e inizia a sbuffare, inizia ad andare in giro, inizia a camminare come i vecchietti con le mani incrociate dietro la schiena mentre guardano i cantieri, mentre Ding è lì che un po' non vuole ammettere a se stesso che gli rode questa sconfitta, che poi devi andare a fare anche la conferenza stampa dove ti faranno delle domande del Kaiser, devi rispondere ai giornalisti. Insomma, dopo aver atteso tanto su questa mossa, finalmente Ding abbandona. Perché abbandona? Come sarebbe potuta continuare? Ora qui mi sono segnato alcune continuazioni, per esempio su un torre 2 minacciando il cavallo ci sarebbe stato semplicemente un cavallo G5, questo cavallo con l'aiuto del pedone creano quella che si chiama una barriera, il re non sarebbe potuto salire con minaccia di matto. Oppure un'altra possibilità, sempre dopo torre H6, anziché andare qui con la torre, sarebbe una fuga eventuale di questo re o in F7 o in E8. Su re F7 mi sono segnato come continuazione cavallo G5 scacco. Attenzione che ci sono tantissime case minate per il re che sarebbe costretto a tornare indietro in E8 o in F7. Qui per esempio arriva lo scacco, e se il re cerca di andare a lato arriva torre 6 e torre in E8. Ancora una volta, se il re invece decide di andare se il re anziché decide di andare in E7 va in F8, qui la situazione si chiude con torre scacco e arriva subito poi la promozione del pedone. Oppure ancora, come ti dicevo, su torre H6 possiamo provare a vedere re in E8. Non sembra la mossa migliore del mondo, perché il re in qualche modo si allontana da questa casa di promozione che è comunque impossibile da fermare. Arriva lo scacco, una casa buona sembra la casa F7, torre H7 scacco, ovviamente questo pedone è protetto dal cavallo, non si può catturare, re in E8, qui arriva una ripetizione, al motore piace sempre ripetere un paio di mosse, e dopo re F5 ancora una volta si è creata una barriera fantastica, dietro il re non può andare e dunque si minaccia lo scacco matto con cavallo in G5. L'unico modo per impedire questo scacco matto con cavallo in G5 sarebbe quello di cercare di sacrificare la torre con scacco, eccetera eccetera. Una bellissima partita che ha sbilanciato un pochettino l'incontro. Siamo un 3-2. Domani giocherà Ding col bianco sperando in una vittoria per riportare il match su una situazione di parità. Dopodiché ci sarà un giorno di riposo, perché in media giocano 2 partite e poi un giorno di riposo, 2 partite e poi un giorno di riposo. Bene, spero che l'analisi ti sia piaciuta. Nel mio piccolo cerco di fare il mio meglio per cercare di capire le partite di questi grandi giganti. Domani ci vediamo con la partita Ding Liren e Nepomniachtchi commentata dal maestro Fide Niccolò Napoli. Alla prossima, ciao!